Ci hanno dato queste maschere che ovviamente spiegheranno anche a voi che poi vedrete cosa servono e niente, questa esperienza è stata molto utile per capire come aiutare certe persone e come soprattutto riuscire a capirle. Oggi abbiamo lavorato con questi ragazzi meravigliosi su tutto il tema delle dipendenze non solo dal gioco, ma dipendenze anche da droghe, alcol e anche da persone, abbiamo puntato anche su questo. Abbiamo cercato di affrontare il problema delle dipendenze però quasi giocando, abbiamo usato la maschera neutra, quindi tutto quello che è il principio del linguaggio del corpo prima che il linguaggio dell'espressione e soprattutto abbiamo fatto in modo che i ragazzi proiettassero su questa maschera, apparentemente senza espressione, senza volto, il proprio volto e il volto della persona che amano di più per cercare di capire come metterli in connessione, spiegando che la connessione è la prima arma per aiutare a combattere le dipendenze. Abbiamo fatto un'esperienza abbastanza complessa e ve la consiglio. Questo incontro è stato molto produttivo, bello, interessante. Ci ha aiutato a capire meglio come aiutare qualcuno con una dipendenza e ci ha anche aiutato a parlare un po' tra di noi. Abbiamo parlato di come capire una persona, di come riuscire ad aiutare delle persone afflitte anche da dipendenze e questo percorso è servito molto alla classe, è stato istruttivo e ci siamo divertiti, molto coinvolgente. Oggi abbiamo fatto un'esperienza molto bella e interessante, ve la consiglio, ciao. Ho partecipato e ho visto questa attività molto importante per i ragazzi perché li ha coinvolti e sono stati molto partecipi ed è stato molto importante poter parlare delle dipendenze e far capire che nel territorio ci sono dei servizi e c'è la possibilità di chiedere aiuto per le persone che hanno questo tipo di difficoltà. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati a Cambio Gioco, la settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da UL6 Euganea di Padova, in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM. Ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio e i molti partner e media partner che sostengono questa iniziativa a vario titolo. Ci troviamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, stiamo trasmettendo come sempre in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Sapete già che tutto il materiale di questo festival è scaricabile e consultabile gratuitamente sul sito www.cambiogiocoul6.it dove trovate anche a vostra completa disposizione le videoregistrazioni di tutti gli interventi di questa terza edizione, nonché delle precedenti, quindi un patrimonio di contributi formativi dei nostri esperti che resta a disposizione di tutti voi. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, molto numeroso e interattivo, vi invitiamo a continuare a scriverci, a interagire con noi e anche a porre delle domande ai nostri esperti che risponderanno molto volentieri come è avvenuto fino ad ora.
Salutiamo anche il pubblico presente qui al Barco Teatro e diamo il benvenuto soprattutto al dottor Aldo Gatto, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 1 Dolomiti, che ringraziamo per essere qui, per averci raggiunto al Cambio Gioco. Al termine della relazione del nostro esperto di oggi farà una prima riflessione ed eventualmente porrà la prima domanda. Prima di introdurvi al titolo, al tema di questo incontro, lascio la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Arianna Camporese, che è responsabile dell'unità operativa semplice Alta Padovana del Dipartimento Dipendenze ULSS Euganea ed è anche la responsabile scientifica del progetto Cambio Gioco. Benvenuta, dottoressa. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Vi porto i saluti da parte della direzione, del Dipartimento Dipendenze, dell'ULSS. Per me è sempre molto bello e piacevole avervi qui e poi il tema di oggi mi è molto caro. Il professor Zanardi è un ospite che abbiamo già conosciuto nelle scorse edizioni, ma il tema mi piace, è un tema che è, come dire, è già in connessione con il nostro festival, perché il Connettoma, no? Questa insieme di mappe e neurali un po' ci ricorda anche la rete, che è quella che noi richiamiamo e che ha tanti simbolismi. È la rete online, ma è la rete anche delle persone che noi stiamo creando con questo lavoro che stiamo facendo. Incontriamo persone, incontriamo cittadini, incontriamo pazienti, ma incontriamo anche persone sane che vogliamo che si mantengano sane. Per cui l'obiettivo proprio del lavoro che stiamo facendo con questo festival è quello di essere potenziatori di salute. Quindi io vi ringrazio tantissimo, insomma, per la vostra disponibilità e vi ascolto con grande curiosità. Grazie dottoressa Camporese e invitiamo a raggiungerci per un altro saluto anche la dottoressa Maria Chiara Corti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Padova. Benvenuta, anzi bentornata a Cambio Gioco. Grazie a tutti. Sì, mi è stato dato un bentornato perché io mi sono tolta un cappello e oggi me ne metto un altro. L'anno scorso ero qua come direttore sociosanitario dell'ULSS, adesso sono qui appunto in rappresentanza dell'Ordine dei Medici di Padova, che proprio in questi giorni sta iniziando ha fatto partire delle iniziative di riconnessione con tutti i nostri iscritti, che sono più di 9.400, è l'ordine più grande della regione, facendo partire delle commissioni e invitando tutti i colleghi a partecipare a queste attività, e in una di queste commissioni effettivamente abbiamo scelto come area di interesse la salute mentale, il benessere e le dipendenze. Abbiamo avuto tantissime adesioni e questo secondo noi è un segno del desiderio anche dei professionisti di essere connessi, di non essere lasciati soli in questo momento in cui il mestiere della cura è un mestiere molto faticoso. Quindi volentieri porto i saluti anche del nostro Presidente, ma anche di tutti i colleghi, sia quelli che si sono rimessi in connessione, sia quelli che dobbiamo ancora raggiungere, perché il nostro desiderio di partecipare alle attività di cura è molto forte. L'ultima richiamo lo faccio al fatto che abbiamo fatto partire anche dei tavoli interordini tra le professioni sanitarie, come sapete, forse no, non lo sapete, però abbiamo deciso di partire con delle attività con l'ordine degli psicologi, con l'ordine dei farmacisti, con l'ordine degli infermieri e delle altre professioni sanitarie, proprio perché anche qui, di nuovo, il tessuto connettivo della sanità non è basato solo sul lavoro dei medici, anzi, è basato sul lavoro di tutti i professionisti, e quindi su questo vogliamo scommettere. Auguriamo buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie dottoressa Corti anche per questo prezioso richiamo al tema della connessione, e infatti anche l'incontro di oggi si chiama proprio Connettoma, la rete virtuosa della cura. Per questo tema abbiamo con noi Gabriele Zanardi, psicologo, psicoterapeuta, neuropsicologo e professore presso l'Università degli Studi di Pavia, che da molti anni si occupa di ricerca e formazione e coordina anche progetti di prevenzione per il Consiglio dei Ministri in collaborazione con istituti internazionali e con le Nazioni Unite. Siamo molto contenti di riaverlo qui a Cambio Gioco, quindi lo ringraziamo di averci raggiunti, proprio per trattare questo argomento importante della rete integrata di risorse, cioè individui, servizi pubblici, scuola, famiglie e quant'altro, che devono
collaborare insieme per fronteggiare queste necessità e promuovere la salute. Quindi lo ringraziamo di cuore. Prima di dargli la parola ricordo a tutte le persone che ci seguono da casa che possono porre eventuali domande al nostro ospite commentando la diretta sui profili social oppure scrivendo un messaggio via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, che è 370 318 6802. Quindi a questo punto lasciamo la parola a Gabriele Zanardi e auguriamo a tutti un buon incontro. Inizio ringraziando dell'invito, perché questa è la mia alma mater, nel senso che io, laureato a Padova, torno sempre molto volentieri e torno a parlare di un argomento, se volete, molto semplice da un certo punto di vista. Le informazioni che abbiamo sentito dai ragazzi e da quell'attività a scuola mi hanno già bruciato il 50% della mia presentazione, quindi potrei alzarmi e andarmene, ma ci pongono di fronte alla necessità di avere una nuova visione. Questa nuova visione, se volete, nasce dall'unico regalo, e scusate la provocazione, che la pandemia ci ha lasciato. La pandemia che cosa ci ha lasciato? Che i singoli istituti, se non messi in rete, non funzionano. E infatti l'isolamento dei servizi ha reso la loro capacità di penetrazione nel portare cura, supporto e integrazione dei servizi ad un fallimento, e quindi l'isolamento non funziona. Da qui noi inizieremo a parlare di connettoma, lo useremo da un punto di vista neuroscientifico per capire perché parliamo di connettoma, che è una evoluzione di tutto l'aspetto della valutazione delle funzioni cognitive che avevamo fino a 20 anni fa, per poi arrivare a chiederci se forse non è il caso di istituire un connettoma sociale, cioè fare in modo che gli stessi principi che rendono il nostro cervello così particolarmente vincente in alcune situazioni non debbano essere mutate, cut and paste dicono gli anglosassoni, rispetto ai nostri servizi, ai nostri territori, ma soprattutto nella prevenzione e nella cura di quadri patologici come le dipendenze, che sono quadri patologici complessi, estremamente eterogenei. Noi usiamo in clinica delle classificazioni nosografiche, si dicono, attribuiamo un valore a gioco d'azzardo patologico, a internet addiction disorder, piuttosto che ad altre componenti, ma dentro queste scatoline noi abbiamo un'eterogeneità estremamente ampia e varia, che forse non può essere risolta semplicemente con la presa in carico farmacologica o psicopedagogica o psicoterapeutica, ma prevede o deve prevedere una valutazione molto più complessa. Per partire vi lascerò un sacco di domande, ovviamente la mia presentazione provocatoria, partendo dalle iconografie, cioè dalle immagini che vi presento. In queste prime tre che cosa osserviamo? Centralmente quello che ci dicono le neuroscienze attuali, cioè che il nostro cervello, quando deve produrre un risultato, che è un comportamento, un'elaborazione di un'informazione emotiva, attiva distretti diversi che devono comunicare. Ma se guardate a sinistra c'è quel sottile filo tra cervello e cuore, tra emotività, impulsività e motivazione, che regola la nostra attività anche quando noi siamo consapevoli che un comportamento è disfunzionale per noi. Quando noi osserviamo la clinica dei giocatori d'azzardo patologico, non è che entrano e dicono ma io sono felice, sono qui perché mi ha portato mia moglie o mio marito o perché qualcuno mi ha obbligato. In parte sono consapevoli del fatto che il loro comportamento ha prodotto un vero e proprio quadro patologico, ma ne sono consapevoli a metà. Ci sono degli automatismi comportamentali che ormai hanno reso la loro vita un substrato di ordine patologico. E poi se guardate all'estrema destra c'è questa immagine carina dove la nostra identità non è altro che l'insieme di tanti piccoli elementi. La nostra storia personale, i nostri traumi, la nostra attività lavorativa, sociale, ma addirittura quello che noi immaginiamo di noi stessi. Prima veniva citato nell'utilizzo di una maschera neutra che cosa io vedo di me e che cosa vedo nell'altro. Beh, molto spesso noi ci troviamo di fronte a dei soggetti che non sono in grado di guardare al proprio interno e di riconoscere quelle che sono le alterazioni che hanno portato a quel tipo di comportamento. Ancor di più se pensiamo a come funziona il nostro cervello. Il nostro cervello è un organo di relazione, è un elaboratore di informazioni, fa tantissime cose, non stiamo qui certo a raccontarle oggi, ma vorrei che questa immagine vi
permettesse di capire come esistono tante metropolitane, cioè esistono delle linee che mettono in comunicazione diversi distretti del nostro cervello per fare la cosa più semplice, fare un gesto motorio ad esempio, o la cosa più complessa, cosa ordinare per cena o che tipo di comportamento mettere in atto rispetto a un determinato ambiente. Vi porto questo articolo internazionale recentemente pubblicato, di cui non vi deve interessare il contenuto perché è estremamente tecnico, ma è bellissima l'iconografia. L'iconografia di questo articolo dice che i nostri neuroni costituiscono delle autostrade e su queste autostrade funzionano dei camioncini e questi camioncini portano delle informazioni. Questi camioncini sono arricchiti non solo dal contenuto dell'informazione, ma anche dall'aspetto neurotrasmettitoriale che questi camioncini fanno. Tradotto in italiano corrente, che cosa vuol dire? Vuol dire che io stasera torno a casa, dopo essere stato qui con voi, sono particolarmente stanco e mi trovo una bella costata fiorentina. Perché non bere tanto così di vino rosso? Antiossidante, un vasodilatatore, mio nonno mi ha insegnato il piacere enogastronomico, quindi la vicinanza all'alcol, e l'alcol mi toglie un po' di stress, un po' di ansia, mi fa sentire più rilassato, mi fa sentire più tranquillo. Poi ovviamente, perché capita sempre, mia moglie mi dirà che ho dimenticato qualcosa, quindi la frustrazione relazionale mi porterà a fare che cosa? A bere un secondo bicchiere di vino. Dopodiché voglio andare sul divano e rilassarmi e guardare un po' di televisione, vedere cosa è successo nel mondo e perché no un terzo bicchiere di vino. Moltiplicate questo comportamento per 7 giorni alla settimana e noi abbiamo 21 bicchieri di vino bevuti. Ma non i bicchieri di una volta, quelli da bar ristretti, quelli ampollosi, perché il vino deve essere ossigenato e quindi ci sta mezza bottiglia di vino. Che cosa succede nei miei furgoni? Succede che c'è un legame comportamentale tra l'assunzione di una sostanza, un valore emotivo, un valore anche dal punto di vista del rilassamento, di ciò che io cerco all'interno di un comportamento. Immaginate il giocatore d'azzardo che gioca al Super Enalotto piuttosto che alla slot machine per fare quella famosa vincita che gli risolverà tutti i problemi della vita. Perché partiamo da questa informazione? Perché guardate questa immagine. Questa immagine è un'elaborazione dal vivo della connessione tra due neuroni. Cioè vedete che il neurone, quando il soggetto viene esposto ad un comportamento, modifica la propria natura costruendo un legame biologico. Vuol dire che quando io faccio un comportamento, il mio cervello ne tiene traccia attraverso un legame di tipo neurale. Ma il nostro cervello non funziona con singoli neuroni, funziona con strutture complesse, organizzate, cosiddette reti neurali, che si occupano dell'elaborazione di alcune informazioni. Il senso di piacere o di dispiacere viene elaborato da circa 400 milioni di neuroni, che collaborano per dire se quella cosa per me è buona o cattiva. Ma che cosa fa questa collaborazione? Definisce quello che in termine tecnico vengono considerati degli hub, cioè dei contenitori all'interno dei quali diverse informazioni mi portano a mettere in atto un determinato comportamento. Ma che cosa succede rispetto alla costruzione di questo connettoma? Nasco così, quindi le mie autostrade sono predeterminate, non posso fare altro che metterle in atto, oppure il mio cervello ha un'elaborazione di costruzione e distruzione di queste strade per far sì che vengano mantenute quelle strade che vengono considerate più adattive, cioè che ci servono per avere un funzionamento migliore. E qui nasce il concetto di connettoma cerebrale, cioè come vedete in questa rappresentazione grafica, le reti neurali più parlano, più definiscono la validità di quella strada, più quella strada diventerà forte e stratificata e mi porterà a mettere in atto un determinato comportamento. Tradotto, vado in pizzeria, mi danno un menù, ci sono 200 pizze, il cameriere insiste e mi dice allora cosa prende? Pizza margherita, perché so che l'ho provata tante volte, che è una pizza buona, non devo scegliere in una maniera troppo complicata e utilizzo quell'hub già così fortemente solidificato. Ma perché per noi è importante? A che cosa ci serve per capire
sia i quadri patologici, ma soprattutto la prevenzione, perché oggi parleremo molto anche degli adolescenti che hanno un cervello che è in continua crescita e maturazione. Perché, e qui vi porto una citazione di Sant'Agostino, la memoria diventa uno degli elementi centrali della comprensione del sé. Che cosa vuol dire? Vuol dire che più precocemente io vengo esposto a determinate informazioni, più quelle informazioni diventeranno patrimonio del mio comportamento e attraverso quel comportamento io ritroverò me stesso in quell'azione e quindi cercherò di costituire un hub, un connettoma sempre più funzionale. Ma i nostri connettomi sono sempre funzionali? È vero che i nostri connettomi servono sempre ad avere una categoria adattiva, cioè il mio comportamento è sempre utile alla mia sopravvivenza, o certe volte noi rimaniamo schiavi dei nostri connettomi, cioè quello che gli anglosassoni chiamano habits, che non è solo un comportamento abitudinario, ma che emozioni, pensieri, rimuginii, eccetera, mi portano a mettere in atto un determinato comportamento, quasi come se io non ne fossi quasi più consapevole. Non lo dico io, lo dice questo bellissimo studio, che ci fa vedere come le rappresentazioni corticali, questa è una rappresentazione di reti neurali reali, costruiti su risonanze magnetiche funzionali in soggetti sani, ci fanno vedere che il nostro cervello cosa fa? Clusterizza, cioè costruisce delle scatoline dove mette gli animali, se vedo un oggetto animato o inanimato, ciò che rappresenta cibo, ciò che rappresenta relazione. Ma perché è così importante questa rete? Perché se vedete i pallini sono un po' più grandi e un po' più piccoli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il pallino piccolo l'ho sperimentato poche volte, è ancora fresco, è ancora fragile. Il pallino un po' più grande vuol dire che quella roba lì l'ho già vista talmente tante volte che per me è molto più facile riconoscere un colibrì rispetto a un ornitorinco, ad esempio, pur facendo parte entrambi della stessa categoria animali. Ma perché noi dobbiamo guardare questo tipo di comportamento? Immaginatevi un adolescente e guardate come funziona il nostro cervello nella costruzione di questi connettomi. Primo, per rispondere, si dice così, al mio ambiente, io devo essere un minimamente attento. Cosa rende una persona più o meno attenta? Da una parte il suo funzionamento biologico, quante risorse dal punto di vista anche di zuccheri ho nella mia testa, il famoso abbiocco postprandiale, vuol dire che il mio sistema si spegne, ma soprattutto la motivazione. Se io chiedessi ai signori che sono presenti in sala di rispondere con un battito di mani quando io dirò una parola, potrebbero essere più o meno invogliati a farlo. Se gli dico che il mio amico qui presente vi darà 1 milione di euro al primo che batte le mani, vi assicuro che la vostra attenzione si alza, diventa molto più elevata. Termine tecnico, arousal, quanto io sono pronto a rispondere all'ambiente. Secondo elemento, mi interessa? Cioè quello che mi sta proponendo l'ambiente è di mio interesse. Da dove deriva l'interesse? Dalla mia storia, dalla motivazione implicita, ma anche dagli stimoli ambientali. La differenza tra un bravo docente e un cattivo docente è che il bravo docente riesce a catturare e a mantenere l'attenzione creando nello studente un interesse. E dopo che sono attento e che sono interessato, quando mi arriva lo stimolo io devo agire, cioè mettere in atto un comportamento in risposta a quella stimolazione. Ma la parte più importante di questo schema che vi faccio vedere non è nei primi 3 stadi, ma è nel 4. Rifletto. Cosa vuol dire rifletto? Vuol dire mentalizzo. Vuol dire che io all'interno della mia attività costruisco dei nessi associativi per cui sono a casa, sono stanco, voglio rilassarmi, quindi bevo un bicchiere di vino. Punto. Perché questa riflessione non fa altro che costruire un sistema che si chiama Default Mode Network, cioè è un sistema che va in automatico, che permette al nostro cervello di dare risposte comportamentali, state attenti, in 180 millisecondi. Il nostro cervello è pronto a rispondere all'ambiente in 180 millisecondi. Quando noi andiamo a chiedere al nostro cervello ma quanto ci impieghi a valutare se la tua risposta è stata buona o cattiva, ci impiega 300 millisecondi.
cioè esattamente il doppio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi costruiamo dei riflessi condizionati ambientali tali per cui entro a bere un caffè, c'è la macchinetta, la VLT, la slot machine, mi basta il tintinnio della moneta per attivare voglia di vincita, piacere, necessità comportamentali. Guardate che il default system a volte viene alterato, può essere alterato da due aspetti: comportamentali, cioè quello che faccio io spegne una parte del mio default, oppure sistemici, biologici. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io do da mangiare in un modo sano al mio cervello, il mio default system rimane attivo, rimane funzionante. Se lo spengo, lo rallento, il mio sistema non è più efficace nell'elaborazione delle informazioni. Guardate questo dato, questa è una risonanza magnetica funzionale che dimostra come i soggetti depressi hanno una minor attività del default system network. Vuol dire che il soggetto depresso è più spento. Sapete chi ha lo stesso livello di spegnimento del cervello sovrapponibile a un soggetto depresso? L'adolescente dipendente dai social media, cioè dal cellulare. Perché? Perché i miei livelli attenzionali non sono più sostenuti, ho tutto lì dentro, ho bisogno solo di fare scrolling, quindi passare informazioni tra i 30 e i 40 secondi, ma in realtà non sono più attivato, vado piano piano in una sorta di spegnimento emotivo. Lo spegnimento emotivo è preoccupante perché, come dimostra questo bellissimo articolo, va a toccare esattamente le aree cerebrali che dovrebbero permettere di dirmi se il mio comportamento è buono o cattivo. Queste immagini vi fa vedere, sono tantissimi articoli, ogni triangolino, ogni quadratino corrisponde a un articolo scientifico che fa vedere come nei soggetti, bambini e adolescenti che hanno una dipendenza da internet o da device, come viene detto, tutte quelle aree lì sono più spente rispetto ai bambini e agli adolescenti che non hanno questo tipo di dipendenza. Capite che allora il connettoma ci permette o dovrebbe permetterci di osservare due cose. Uno, come funziona il nostro sistema nervoso centrale. Due, come il nostro sistema nervoso centrale viene educato durante la sua crescita, durante la sua definizione. E più precocemente noi diamo in pasto al nostro cervello delle informazioni non corrette, più precocemente quelle informazioni verranno depositate all'interno di un sistema che via via nel tempo diventerà così forte da diventare sempre meno aggredibile dei processi terapeutici. In clinica si dice, prima arriva il paziente, prima noi siamo in grado di destrutturare il quadro patologico. Più tardivamente il paziente arriva, più il quadro sarà cronico recidivante, cioè strutturato all'interno del nostro cervello e porterà delle recidive. A questa immagine sono, diciamo così, particolarmente legato perché sono due immagini diverse. L'immagine di destra è una pubblicazione del Journal of Neuroscience che fa vedere come il nostro corredo genetico è la base strutturale su cui noi cresciamo. Ma, e lo vedremo seguendo questa presentazione, non è la predestinazione della nostra identità, è solo la base genetica su cui mamma e papà ci hanno conferito punti di forza e punti di debolezza. E l'immagine a sinistra ci dice, dipende da cosa guardiamo e da come lo guardiamo. Molto spesso noi siamo miopi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi nel proprio lavoro, nel proprio servizio ha, e mi spiace dirlo ma sono qui anche per dire cose poco piacevoli, un preconcetto. Entra il soggetto tossicodipendente da cocaina, 35enne, imprenditore vincente, nella mia testa ho già i primi 5 passi fatti. Che test fare, che categoria gli do, mi aspetto già che abbia quel tipo di comportamento disinibito e via dicendo. La stessa cosa la possiamo generalizzare su tantissimi altri quadri patologici. Ma siamo sicuri che questa osservazione sia vera? Non ci viene il dubbio che forse questa osservazione viene distorta, come in questo caso dalla macchina fotografica, perché non guardiamo la complessità del nostro paziente/utente, ma solo quella specifica clinica che serve anche per rassicurarci
nella nostra attività clinico-diagnostica? Provocatoriamente credo che questo sia la conclusione meravigliosa. Questa è un'opera di Escher che giocava sulle dispercezioni visopercettive, no? Sulle illusioni ottico-geometriche, come vengono definite, per trarre in inganno l'osservatore. E questo è bellissimo perché il titolo di quest'opera si chiama Autoritratto, ma lui si ritrae attraverso la curvatura sferica della sfera che tiene in mano e che riflette se stesso. Ma chi è quello vero? L'autoritratto dov'è? Perché in realtà quello che lui disegna non è se stesso, è se stesso deformato dalla curvatura. Escher dice: l'unica parte vera del mio autoritratto è la mano che regge la sfera. È l'unica parte reale. Tutto il resto è un'interpretazione, è una valutazione. Pensate come viene valutato un adolescente in ambito scolastico. Effetto pandemico, intervento di prevenzione sui ragazzi sul gioco d'azzardo patologico, i quali vi guardano e vi dicono: ma di che cosa state parlando? Il mio problema non è il gioco, il mio problema è che la mia insegnante di italiano continua a farmi fare dei temi senza chiedermi come sto io. Qual è la struttura? Quello che vede il ragazzo, quello che vedo io riflesso negli occhi o nella voce di chi ascolto, nella scuola che deve vedere l'aspetto didattico, quale ragazzo con un forse iniziale problema di gioco d'azzardo va in un servizio definito per le tossicodipendenze. Suona il campanello e dice: sono qui per farmi aiutare perché ho grattato 20 gratta e vinci. No, è il luogo di chi ha un problema con le sostanze d'abuso. Non rispecchia me. A chi mi rivolgo? Al prete? All'insegnante? Ai miei genitori? Guardate questa immagine. Questa immagine ci racconta come soggetti incapaci di provare emozione e di reggere un contatto visivo relazionale vengono definiti autistici. Disturbo dello spettro autistico, molto complesso, molto eterogeneo, ancora molto da studiare. Confrontando risonanza magnetica funzionale, un soggetto con un disturbo dello spettro autistico e un soggetto non autistico, noi vediamo delle aree di ipofunzionamento. Facile, è malato. Se voi confrontate le risonanze magnetiche funzionali di adolescenti iperutilizzatori di tecnologia o giocatori d'azzardo, hanno alterazioni simili di alcune aree cerebrali. Chissà perché abbiamo una percezione diversa di quel tipo di malattia. Lo consideriamo forse più un vizio, un'attitudine, un comportamento scorretto. No, c'è un ipofunzionamento della macchina, del connettoma, che rende quei ragazzi vulnerabili sempre più definiti come un quadro veramente patologico. E vi porto questo signore del 1848 che faceva il minatore, anzi lavorava alle ferrovie, che per le neuroscienze è un esempio meraviglioso. Il signore in questione si chiamava Phineas Cage. Lui che cosa faceva? Era addetto agli esplosivi. Doveva fare delle buche per terra, riempirle con della polvere da sparo, metteva una miccia, faceva deflagrare la polvere da sparo, creava il vuoto per far passare la ferrovia. Questo signore un giorno che cosa fa? Fa lo stesso lavoro di sempre, fa la buca, mette la polvere da sparo che comprimeva con un'asta, con un bastone. Peccato che sotto c'era un piccolo sassolino ferroso, l'asta di metallo fa scintilla col sassolino, esplosione, e l'asta gli entra nella parte zigomatica di sinistra, come potete vedere nelle immagini. Il palo gli attraversa la teca cranica, esce, e lui si presenta in infermeria con un bastone che gli esce dalla testa. Il medico di campo, noto neurochirurgo, è una battuta, che cosa fa? Toglie il bastone, lo sfila, creando altro danno. Come potete vedere nelle immagini c'è la ricostruzione di quale aree cerebrali il bastone è andato a distruggere, aree del lobo frontale. Phineas Cage sopravvive, torna a casa, prende una pensione di invalidità e ogni tanto hanno dei controlli medici.
La moglie accompagna il marito e il medico dice: signora, tutto bene? Ma veramente no, nel senso che si muove, cammina, parla, fa le stesse cose di prima, però è diventato sboccato, è diventato disinibito dal punto di vista sessuale ed è diventato facilmente irascibile. Perché? Perché l'asta ha lesionato una parte della corteccia prefrontale che è tipica della inibizione delle risposte automatizzate. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che il signor Cage probabilmente andava al bar, vedeva una bella signora o signorina, avrebbe voluto fare un complimento, ma si tratteneva dicendo: non si fa, non è giusto, non è corretto. Tolto quel filtro, non avendo più filtri, diceva esattamente quello che pensava, con una grande leggerezza. Qual è quella parte del cervello che viene alterata nelle dipendenze? La corteccia dorsolaterale prefrontale, esattamente quel circuito lì. Per cui i nostri soggetti non sono disinibiti da un punto di vista sessuale, comportamentale o relazionale, ma non riescono più a inibire quel comportamento automatizzato che li lega alla sostanza, al comportamento piuttosto che. Guardate che facciamo un piccolo passo indietro. Questo signore, che si chiama Winnicott, ci aveva già avvertito di una cosa: state attenti che fin da bambini che cosa succede? Noi costruiamo un falso sé, noi costruiamo una idealizzazione nostra di tipo proiettivo, di tipo relazionale, di tipo familiare, con la quale poi ci dobbiamo confrontare. E questi falsi sé illusori a volte sono transitori, passano mentre io evolvo e trovo una mia identità sempre più strutturata, a volte nascondono dei quadri patologici che portano a situazioni veramente complesse. Ad esempio questa. Andate a leggere questo romanzo, L'avversario, Carrère, che parla di un caso in Francia reale dove un signore che si chiama Roman per 16 anni ha dichiarato di fare il medico. In realtà prendeva la macchina, andava in una stazione di servizio, parcheggiava la macchina, stava lì 8 ore e tornava a casa, chiedendo finanziamenti per reggere lo stipendio di un medico nei confronti famiglia, perché aveva moglie e 2 figli, di tutto il nucleo familiare. Ma a un certo punto che cosa succede? Succede che viene scoperto. Il gioco non regge più. Sapete cosa ha fatto? Ha fatto la cosa più semplice. Ha ammazzato moglie e 2 figli e i suoceri. Pluriomicida. Carrère che cosa fa? Lo intervista in carcere, tra l'altro credo che stia per uscire, e gli chiede conto del fatto, del perché. E lui con grande leggerezza dice: ma in realtà quella era la mia vita e si figuri che ero molto affezionato alla mia figlia più piccola. Con una dissociazione tra ciò che è avvenuto e ciò che racconta profondo. Ma questa cosa è Phineas Cage, cioè un bastone che ti entra nel cervello e tu cambi, o si è costruita nel tempo? Chissà questo signore nelle 8 ore davanti a una stazione di servizio cosa pensava, quanti scenari costruiva di sé. Perché? Perché molto spesso noi siamo legati a delle immagini proiettive. Adesso non sto a entrare in questa immagine molto interessante perché ricorda un po' la metafora di Platone, della caverna, insomma la proiezione di ciò che sono io e di ciò che è l'altro, ma io sono angosciato perché, come si vede da questo bellissimo dipinto che rappresenta la nostra angoscia come qualcosa che ti pesa sullo sterno, che ti fa soffrire, mi immagino le visioni proiettive che ognuno di noi ha in Instagram. Voi avete Instagram? Sì. Andate a vedere che cosa viene messo su Instagram. Cosa vedo? Gabriele Zanardi con una folta chioma bionda, gli occhi azzurri, in perfetto normopeso. No, Gabriele Zanardi è pelato, ha 52 anni, dovrebbe dimagrire almeno 8 kg. Quello che vedo su Instagram è diverso. Macchine lussuose, addominali scolpiti, chissà perché tutti alle Maldive, povere Maldive dovrebbero essere ormai overbooking, e io confronto me con quell'immagine lì. Qual è il modo migliore
per diventare, come raccontano i trapper, soldi e donne. Qual è il modo veloce per ottenerlo? Lavorare in un CERT, quindi studiare 27 anni, fare un concorso pubblico per arrivare a diventare dirigente, o andare su OnlyFans e fotografare i propri piedi per 65.000 euro l'anno, o giocare a un gratta e vinci, perché nel tabaccaio sotto casa mi hanno detto che lì hanno vinto 500.000 euro. Pensa se io entrassi e giocassi 2 euro e vincessi 2 euro prima, adesso 3, 5, e vincessi 500.000 euro. Il mio sogno si realizza a tempo zero. La proiezione alla Winnicott del mio sé che ho tenuto lì la posso vedere, e l'unica cosa che serve qual è? Farlo ancora finché non capita, perché ricordatevi che da qualche parte qualcuno vince sempre, ma chissà perché non vinco mai io. Guardate che questo tipo di nozione non rimane la chiacchiera tra di noi, ma diventa base culturale. Ricordiamoci che le informazioni che passano diventano cultura. Questa fotografia, e ringrazio il fotografo che prima ha tentato di farmi una fotografia per rendermi dignitosamente presentabile, dovrebbe apprezzare questa fotografia del 1966, fatta a New York, quando c'era ancora una differenza razziale tra uomini di colori e uomini non di colore. E in questa fotografia c'è una mega sintesi. Il ragazzino bianco, vestito con la camicia bianca, con gli occhiali da intellettuale, ignora il fotografo. L'uomo di colore, con una giacca molto più grande, probabilmente la sua taglia, perché chissà dove l'ha presa, si gira con uno sguardo tra il preoccupato e l'infastidito. Ma l'autore, De Carava, dice la cosa più interessante non sono loro due, è quel simbolo graffitaro che trovate sulla parete in fondo, che sembra a metà tra un teschio, ma nella sua interpretazione ha detto preferisco pensare che sia una scimmia, perché vorrei ricordare ad entrambi che deriviamo tutti da lì. Guardate che il potere rappresentativo delle immagini non è solo simbolico, ma porta contenuti. Le immagini che vengono costantemente prodotte, gioca responsabilmente, che credo sia la più grande, e mi fermo perché non dico parolacce, passa nei concetti dei nostri ragazzi, creando una cultura così distorta come quella che ha portato un nazista dopo il bombardamento di Guernica a chiedere a Picasso se la schifezza fatta fosse la sua, e per fortuna che l'autore dice no, è opera vostra. Allora, che cos'è un connettoma sociale? È andare a vedere che ormai le nostre rappresentazioni, anche narcisistiche, non passano più attraverso i canali, diciamo così, canonici, ma hanno trovato uno spazio nel digitale. Andate a vedere i giochi che scaricate sul vostro iPhone come funzionano. Scaricate un qualsiasi giochino, i primi 8 livelli siete bravissimi, non è vero che siete bravissimi, è che il gioco è facile, all'8º livello vi manca tanto così per vincere e vi dice guarda, aspetti 8 ore, o mi paghi 0,99 centesimi per aprire un baule e ti do tutto quello che ti serve per vincere. E io dico 0,99 centesimi, il parcheggio qui credo di averlo pagato 6 euro, ma figurati, Clash Royale ha 864 milioni di utenti, fate 864 milioni per 0,99, avete fatto 2 conti. Poi evolvete, diventate più bravi e a un certo punto il gioco vi blocca e c'è un meccanismo che vi porta a continuare ad aprire unboxing. Perché vi parlo di questo? Perché la neuroplasticità ci dice il nostro cervello si cabla, cioè si struttura nella nostra storia, ma per fortuna può essere ricablato, cioè può essere modificato. Secondo aspetto, attenzione all'epigenetica. Non dimentichiamoci che la nostra genetica, vi ricordate l'immagine iniziale, non rimane più statica, ma diventa dinamica, perché può produrre delle modificazioni rispetto alla base genetica che mamma e papà ci hanno dato. Ma attenzione che si è scoperto che alcune di queste modificazioni genetiche non nostre possono essere trasmesse alla nostra progenie. Perché sono importanti la neuroplasticità e l'epigenetica? Perché la neuroplasticità ci dice, attenzione ragazzi, purtroppo il tempo
determina la capacità di modificare la nostra neuroplasticità. Ci sono delle finestre temporali dove questa plasticità può essere favorita, ad esempio nella prima infanzia fino alla tarda adolescenza. Per le signorine 21 anni d'età, per i maschietti 25 anni d'età. Non vuol dire che non siamo più plastici, ma che la nostra capacità di modificare le reti neurali decresce all'aumentare dell'età, diventiamo più cristallizzati. E l'epigenetica che cosa ci dice? Attenzione alle metilazioni. Che cosa vuol dire le metilazioni? Vuol dire tutti quei cambiamenti indotti, assunzione di alcol, assunzione di sostanze stupefacenti, qualità dell'aria, fare ginnastica, obesità, che possono modificare talmente tanto il nostro genoma da portare dei problemi non solo fisici, ma neurotrasmettitoriali, come la diminuzione della dopamina, depressione, e dell'ossitocina, capacità di relazionarci con gli altri. Ma perché vi parlo di queste cose nel connettoma? Perché il connettoma, come dice bene questa immagine, è un crocevia costante di informazioni. A volte io vedo pazienti indirizzati alla psicoterapia che non hanno risorse per reggere una psicoterapia, punto. Perché devo sottoporre un mio paziente alla psicoterapia se non ha le risorse per coglierne l'efficacia? Devo indirizzarlo ad un altro tipo di sistema, che può essere farmacologico, può essere la stimolazione magnetica transcranica, per dire che è un'innovazione terapeutica molto interessante, o altro. Perché devo prendere in cura invece un paziente che funziona dal punto di vista psicoterapeutico e non considerare la famiglia, non considerare i caregiver, non considerare il tipo di lavoro? Perché? Perché io faccio il mio pezzettino. Io sono un bravo psicoterapeuta e voglio solo che il mio paziente esca dal mio studio, dopo aver profumatamente pagato ovviamente il terapeuta, col sorriso dicendo è stata molto prolifera. E poi a casa cosa succede? Moglie o marito cosa vedono? I figli cosa percepiscono? Perché vi faccio questi riferimenti? Perché evidentemente plasticità e epigenetica hanno bisogno di un ambiente che favorisca la plasticità e un ambiente che limiti le intrusioni tossiche sull'epigenetica. Ma non so voi, io mi chiedo sempre in che ambiente vivo. Voi lo sapete, perché l'ambiente determina la costruzione delle reti neurali. Più un ambiente è arricchente, più le reti neurali crescono e poi stabiliscono cosa? Pensieri divergenti. C'è un bellissimo studio che dimostra quanto i bambini possono essere più o meno creativi. Il bambino fortemente creativo ha sviluppato una capacità di pensiero astratta, lobo frontale. Il bambino scarsamente creativo è molto legato al lobo parietale, ippocampo, memoria, perché viene riempito di informazioni. E lui che cosa fa? Andrà a cercare nelle informazioni. Non ha una visione terza. I bambini non nascono più o meno creativi, diventano in base all'ambiente. E chiudo facendovi vedere l'ambiente vicino a voi, e ringrazio la dottoressa Fiorin che non è qui ma è un'amica di vecchia data, con la quale abbiamo fatto, spero di non offendere nessuno, una stupidata totale, una roba di una banalità scandalosa, altro che neuroscienze. Abbiamo fatto un questionario che ho pubblicato tanti anni fa e che chiede ai ragazzi adolescenti di esprimere, dare delle informazioni su 4 macro aree. Prima area, chi sei, profilatura socio-anagrafica. Secondo, che cosa fai? Tipizzazione comportamentale. Terzo, come ti relazioni con sostanze, gioco d'azzardo, cioè vulnerabilità. E quarto, attenzione perché a questo sono molto legato, come ti percepisci, cioè da grande come sarai dal punto di vista lavorativo, sociale e relazionale. Quando presento questi dati dico che ho usato una tecnica statistica sofisticata, meravigliosa, che si chiama Google Form. Perché? Lo fai in automatico, ti dà dei grafici in automatico, ma soprattutto QR code. Nelle scuole che hanno partecipato, senza fargli troppe pippe, gli abbiamo messo un QR code e loro, incuriositi, inquadrano, esce, vuoi partecipare, linkano in anonimato e compilano. Tenete conto di quello che vi sto per mostrare e facciamo i bravi metodologi. 50% buttiamolo.
Dichiariamo che il 50% ha detto bugie, ha sparato a caso. Non potevano sparare a caso perché nel questionario c'erano delle domande di verifica. Quindi se i soggetti sbagliavano le domande di verifica, il questionario veniva cancellato. Ma guardate quella roba qua, questo è il questionario, poco ci interessa. Geolocalizzazione. Perché geolocalizzazione? Perché abbiamo scoperto che i ragazzi dichiaravano di avere un maggior utilizzo di alcol in determinate zone. Chissà perché. Perché? Prosecco. Produzioni territoriali. L'abitudine culturale nell'avere a che fare con la sostanza alcolica. Io sono studente padovano che ha imparato lo spritz a Padova. Passato un esame, cosa facevo? Andavo a pregare il santo? No, Piazza delle Erbe, spritz. Ok? Perché la geolocalizzazione? Immaginate di stratificare i soggetti su una mappa e di vedere quali servizi per le dipendenze sono presenti nelle aree considerate, quali punti di ascolto sul gioco d'azzardo sono presenti sul territorio, come si parlano, quali aree invece sono poco considerate. Da uno studio che ho fatto con l'Istituto Superiore di Sanità c'è stato uno spostamento degli ambienti di gioco dal centro città alle periferie aziendali, industriali, dove questi capannoni accolgono le persone che vanno al lavoro prima di tornare a casa. Chi li vede? Chi li intercetta? Mandiamo l'operatore con i volantini lì fuori? Non funziona. Guardate alcuni risultati. Ragazzi rispondono spontaneamente in 28 giorni di somministrazione, cioè pochissimo, 4.859 ragazzi. Smettiamola di dire che i ragazzi non ci ascoltano, bisogna vedere come ci parliamo con i ragazzi. Qui vedete alcune rappresentazioni, quindi classi d'età, genere, maschio o femmine, insomma il campione era abbastanza bilanciato. Ma che cosa gli chiediamo? Cosa fai? Guardate questa risposta. Quante ore dedichi a internet? Guardate solo il verde e il viola, più di 3 ore, più del 50% dice che passa 3 ore su internet. Questo dato non è allarmante. Questo dato è il segno culturale che internet non è più il computer collegato al router che faceva 56k, ma è il cellulare, sul quale c'è Instagram, sul quale arrivano i compiti per fare il giorno dopo, ci sono le chat delle mamme, dei papà, degli amici, della scuola, del calcio, delle attività sportive. Non meravigliamoci se i nostri ragazzi stanno tanto su internet, miopia, disturbi del sonno, pigrizia, eccetera, eccetera. Vulnerabilità. Chiediamo ai ragazzi, quando consumi alcol? Guardate qui, tutti dicono più o meno abbastanza bravi, quasi mai, però l'8% scrive più volte alla settimana. Fate 8% su 5.000. Non sono proprio pochini, tenendo conto che probabilmente qualcuno di loro, sapendo che avrebbe dichiarato qualcosa di poco piacevole, magari è stato un po' stretto. Prendiamo questo dato come significativo. L'8% dei ragazzi intervistati dice che più volte alla settimana utilizza alcol. Guardate qua. Conosci coetanei che bevono alcol? Sì, 94,5%. No, aspettate, scusate. L'8% dice sì, bevo abbastanza, però ne conosco, il 94% conosco ragazzi che ne fanno consumo. E qui la furbizia del questionario, di quelli che tu conosci, che frequenza di utilizzo fanno? Guardate qua, il 21% dice più volte alla settimana. Cioè aspetta, io sono l'8% che consumo poche volte, ma ne conosco molti che consumano tanto quanto l'8%. Quindi c'è qualcosa che non va, no? Quindi probabilmente uno che dice ne conosco molti che bevono tanto, ma no, ma io no, dispercezione. Guardate questo diagramma, questo grafico molto interessante, la percentuale di consumo frequente, linea rossa, come aumenta all'aumentare dell'età. Quella rossa, vedete? Lineare. Che cosa vuol dire? Che i diciottenni consumano frequentemente alcol più dei tredicenni, per fortuna. Ma perché? Perché si sdogana il problema.
Fare uno spritz a 18 anni non è un problema, fare uno spritz a 13 anni certo che è un problema. Andate a parlare con gli epatologi che vi raccontano come il sistema epatico degli adolescenti è in grado di smaltire il sovraccarico d'alcol anche in un 17enne e 18enne. Ma pensate anche livello di libertà, maggiore età, economia, e andate a chiedere nei locali, nelle discoteche, come chi eroga alcolici controlli in una maniera molto assidua il documento di identità. Non siete mai stati in una discoteca, vi fermano e vi dicono documento, grazie. Dai ragazzi, su. Andiamo avanti. Disponibilità e frequenza d'uso, ve l'ho appena detto. Questo è un dato interessante. Connettoma, consumo d'alcol in famiglia e frequenza d'uso. Guardate come la frequenza d'uso, guardate a destra, consumo frequente, aumenta per i blu, che sono quelli che in casa hanno persone che utilizzino alcol. Quella differenza lì è significativa. Che cosa vi dice? Che l'ambiente facilita. Perché se ne fa uso, lo usa papà, lo usa mamma, beviamo tutti a cena e perché no? Quindi quel comportamento abitudinario che abbiamo visto prima viene rinforzato da un ambiente familiare. Andiamo a scuola a dire che l'alcol fa male, poi arrivano a casa e papà dice ho trovato questo Brunello di Montalcino buonissimo. Grande opera di formazione. Ti è capitato di ubriacarti nelle ultime 2 settimane? Il 17,8% dice sì. Non è poco, eh? Parliamo di ubriacatura, non parliamo di bevuta, ubriacatura. Quindi vuol dire che il 18enne entra al supermercato, compra 12 bottiglie di gin, tanto è autorizzato a farlo, appena esce le rivende ai 15enni. Ubriacatura nelle ultime 2 settimane e frequenza d'uso. È ovvio che chi usa di più ha più facilità a avere ubriacature. Quindi c'è un sistema che si riproduce. Lo usano a casa, è sdoganato, sono un po' più grande, ho un po' più soldi, lo uso di più e mi capita di ubriacarmi più volte. Vado veloce. Guardate qua, perché lo fai? Per piacere. Guardate a destra però, l'ultima parte, per essere disinibiti. Guardate come gli utilizzatori più frequenti hanno una percezione più alta anche della disinibizione. Hanno già capito che cosa serve l'alcol. Questa è una tabella di sintesi che non vi sto a raccontare perché ho poco tempo, credo, non più di 10 minuti ce li ho. Bene. Andiamo a vedere il gioco d'azzardo. Guardate il gioco d'azzardo. Quanti anni avevi quando hai giocato la prima volta? Puff, puff. Meno di 10 anni, 33%. Dai 10 ai 12 anni, il 17%. Il 50% sotto i 12 anni. Io qui ho 2 domande. A proposito del connettoma, mi piacerebbe parlare con la DCSA, che è l'area, diciamo così, delle polizie e della Guardia di Finanza che si occupa della parte legata alle dipendenze. Chi è che vende i gratta e vinci a 12enni? Io faccio sempre questa azione provocatoria. Dico, l'ha mandato il nonno. Giusto? Giusto? Cioè può essere che il nonno che conosce il tabaccaio manda il nipote e dice guarda, fatti dare un gratta e vinci. 50% su 2.875 risposte vuol dire che 1.400 ragazzi dichiarano di aver giocato sotto i 12 anni. Connettoma vorrebbe dire parlare con le istituzioni, vorrebbe dire parlare con i sindaci, vorrebbe dire parlare con le associazioni di categoria e chiedere se questi 1.400 sono tutti visionari che raccontano bugie. Oppure com'è possibile che 1.400 minori, e stiamo guardando solo sotto i 12 anni, hanno avuto accesso a qualcosa che ai minori non deve essere dato. Consuma responsabilmente. Non voglio farvi arrabbiare che sono già arrabbiato io, però magari sul connettoma possiamo ragionarci. Non c'è differenza grosso modo di genere, anche se i maschietti sono più propensi rispetto alle femminucce. Questo è un altro dato che di solito viene misconosciuto da tutti, ma a me colpisce sempre,
Vi ricordate che prima abbiamo visto che l'alcol cresce esponenzialmente all'aumentare dell'età? Qui rimane costante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un effetto trasversale. Non che i maggiorenni giocano di più, ma che è un evento che impatta parallelamente a qualsiasi livello di età. Che siano 12, che siano 15, che siano 18. Tra i giocatori avete una differenza significativa nella disponibilità economica. Guardate come i maschietti spiccano sulle femminucce nell'avere più 51 euro e quindi utilizzare più nel gioco d'azzardo, ma soprattutto l'età della prima giocata, guardate come i maschietti spiccano ancora una volta per quanto riguarda dai 14 ai 16 anni. Vado veloce perché arriviamo alle sostanze stupefacenti. Identificavamo il cannabinoide per intenderci, non abbiamo parlato di droghe pesanti ovviamente. Guardate come il 12,5% dei maschi dice che utilizza cannabinoide con una certa frequenza. Ricordo che il delta 9 THC, principio attivo della cannabis, non è innocuo, riduce il volume delle strutture para-ipocampali, quindi i ragazzi che si fanno 3 canne la settimana hanno il 20% in meno di attenzione selettiva sostenuta e di memoria, cosa che viene usata ad esempio a scuola. Ok? Bene. Frequenza d'uso e disponibilità economica, anche qui c'è una correlazione nell'utilizzo di sostanze e disponibilità, ma il dato palese, banale, e torniamo al connettoma, è questo. Io frequento qualcuno che usa sostanze? Se frequento qualcuno che usa sostanze, il mio consumo è più alto, inevitabilmente. E per frequentare qualcuno che usa sostanze non dovete andare a cercare lo spacciatore, Basta andare in un qualsiasi parchetto e dire se hai una canna, te la passano e da lì si innesca una relazione sociale. Guardate che io sto cercando di fare una generalizzazione, se volete, molto superficiale, perché poi bisognerebbe guardare nel fenomeno. Ma questi dati ci raccontano che l'ambiente favorisce un determinato tipo di comportamento e di aspettative. Arrivo qua, dato per me abbastanza significativo. Quante probabilità pensi di avere nel realizzarti del futuro a livello affettivo? Guardate sotto il 50%, dal 50% in giù. Vuol dire che circa il 40% dice che farà grossamente fatica ad avere una soddisfazione di tipo affettivo. Non è un problema. Tinder, cioè la relazione affettiva tridimensionale, che è complicata, perché la fidanzata e il fidanzato possono mollarti perché uno ti può dire che mi piace o non mi piaci, vengono bypassati non avendo più la relazione tridimensionale, cercando un sostitutivo digitale, Tinder, ad esempio. Secondo dato, la tua realizzazione sociale quanto sarà? Anche qui il 40% dice ma non so quanto socialmente riuscirò a essere integrato. Terzo, e da un punto di vista lavorativo, ma sì. Queste scuole erano trasversali, dal liceo classico a ITIS, per intenderci. Io non so voi, ma se io fossi un ragazzo che pensa che affettivamente gnafa, socialmente gnafa, lavorativamente speriamo, ma io un paio di cannette me le farei. Se poi a casa mi offrono anche del buon vino, rimango lì. Arrivo a questa conclusione. In una sottocomponente chiedevamo ai ragazzi quanto determinate categorie, secondo loro, potessero essere... Ah no, scusate, perdono, c'è un pezzo prima. Che ovviamente chi usa sostanze ha una percezione minore rispetto a chi non usa sostanze sulla propria realizzazione. Questo era abbastanza tautologico. Abbiamo chiesto quante di queste attività, secondo te, possono essere dannose da un punto di vista fisico. Ok? Guardate il gioco d'azzardo. Il 17% sostiene che secondo loro il gioco d'azzardo non è dannoso da un punto di vista fisico. Non fa male al cervello. Ma au contraire, come direbbero quelli bravi, da un punto di vista psichico, fumare sigarette, e questi sono dei geni, consumare alcol, il 12% dice da un punto di vista psichico non mi fa niente. Non altera le mie capacità a zero. Ricordiamoci che noi non facciamo, o meglio, esagero, educazione sessuale a scuola, ad esempio. Non facciamo mai un'educazione formativa che non parli
del problema, ma che parli del metodo. Gli Stati Uniti, l'NIH, ha fatto una valutazione economica sull'impatto della prevenzione andando a raccontare che la droga fa male e ha scoperto che non funziona. Ha cominciato ad andare dagli asili a raccontare come funziona il cervello e che cosa succede nel cervello se uno fa una roba. E allora quelli che dall'asilo hanno cominciato a masticare questo concetto di connettoma arrivano a 16 anni a capire che quando gli diciamo che la droga fa male non siamo né poliziotti né tantomeno preti, perché la percezione loro è questa. Ho finito, Questa è la sintesi dei dati, ma ve li lascio tanto, potete esplorarli. Arrivo a dire che cosa? Uno, che cos'è poi alla fine della fiera il connettoma sociale? Il connettoma sociale deve partire dall'idea che il nostro cervello è un organo di relazione e ci mette in relazione sia con una parte endogena, noi, sia che con una parte esogena, il nostro ambiente. Secondo aspetto, il contesto diventa fondamentale per la strutturazione delle relazioni. Se il nostro contesto non riesce a dare supporto alle relazioni, non dà delle informazioni di riconoscimento del problema, la rete dei servizi non sarà mai in grado di accogliere la vulnerabilità. Rimarrà legata solo alla patologia, per cui là gli alcolisti anonimi, qui i tossicodipendenti e qui i giocatori d'azzardo. Ultimo punto, l'approccio integrato è la soluzione, perché noi siamo di fronte a un problema complesso. Non possiamo pensare di impattare un sistema complesso con qualcosa di semplice. Estremizzo la psicoterapia o il farmaco, la parte psichiatrica o la parte psicoeducativa. No, deve esserci una concomitanza, una multidisciplinarità di intervento che sappia prendere in carico una problematica, e vi assicuro che non lo dico come minaccia, che rappresenterà la prossima pandemia. Perché tutte le vulnerabilità e i traumi che i nostri ragazzi hanno subito arriveranno tra 10 anni. E la fragilità comportamentale di molti di loro purtroppo diventerà un vero e proprio quadro patologico. Grazie. Lascio subito la parola al dottor Aldo Gatto per un commento, una domanda. Grazie, buonasera a tutti. Un ringraziamento doveroso al dottor Zanardi perché ci ha dato tantissimi spunti questa sera e ci ha fatto viaggiare attraverso questa teoria, no? Che è la teoria del connettoma, ma lo ha fatto non solo da neuroscienziato, e la cosa che apprezziamo l'ha fatto anche da psicologo psicoterapeuta. Credo che le ultime riflessioni che ci ha donato in qualche modo vanno a chiudere il cerchio, nel senso che mi pare che tutta la teoria del connettoma, per come ce l'ha illustrata, va a dare un senso a quello che è il modello biopsicosociale, no? Alla base, che è un paradigma che è un po' il nostro pane quotidiano per noi che lavoriamo, no? Nell'area della salute mentale, delle dipendenze, delle servizi per l'età evolutiva, della disabilità, tutte quelle cosiddette aree di confine. Però tante volte ci si lavora, si ha in mente un paradigma, però non è così facile avere bene in mente come si struttura questo paradigma. Allora credo che effettivamente la teoria del connettoma, così come l'epigenetica più in generale, ci permette di mettere insieme, cioè di dare un senso a quello che noi osserviamo nel rapporto con i nostri con le persone di cui ci occupiamo, cioè le persone che arrivano con una storia, con una serie di traumi, di esperienze dolorose che noi sappiamo aver avuto un impatto causale, però è più difficile correlarlo alla base biologica. Ecco, in questo senso credo che l'epigenetica, il connettoma, ma tutti i lavori che sono stati illustrati ci danno un'idea più chiara, però ci riportano effettivamente anche poi alla complessità. Ci sono tanti punti e tanti momenti in cui avrei voluto volentieri intervenire, ma lo faccio provando a recuperare alcune suggestioni che ci hai dato. Intanto la questione della neuroplasticità.
la neuroplasticità cerebrale, che come tu ci dici trova, diciamo, un'espressione massima entro i 21 anni nelle donne, entro i 25 nei giovani, nei maschi. Allora mi chiedevo in che misura, no, la neuroplasticità cerebrale possa essere un analogo di quella che viene definita la patoplasticità dei modelli culturali. Nel senso che per chi come noi lavora nelle aree della salute mentale e delle dipendenze, sappiamo quanto si sia trasformata l'espressione del disagio, no? L'espressione del disagio psicopatologico, le tipologie di addiction, quelle che citavi, e che inevitabilmente sono speculari alle trasformazioni culturali e sociali. Mi chiedo, non so se possa essere così una suggestione anche questa, se mentre la neuroplasticità cerebrale trova un suo apice che poi rallenta dopo i 21-25 anni, mentre la patoplasticità dei modelli culturali purtroppo, come dire, non ha età, no? E arriva fino all'ultimo giorno della nostra vita, no? Altra questione che penso possa essere essenziale è tutto quello che riguarda nel lavoro che è presentato nel sondaggio molto interessante sui giovani, sugli adolescenti. Effettivamente la conferma è che più del 50% delle forme di disagio psicologico che prendano la traiettoria della psicopatologia o delle dipendenze, tutti gli studi e le meta-analisi più recenti dimostrano e hanno confermato quanto l'esordio avviene prima dei 18 anni, in più del 50% sostanzialmente, quindi mi pare che, come dire, i dati che tu porti, anche con la controprova, no, delle domande e risposte, vanno in quella direzione. Mi colpiva molto, ad esempio, la questione del primo gioco entro i 10 e 12 anni, una percentuale che è elevatissima, e credo che sia anche rispetto a quel dato in cui la domanda che ponevi, ma è una domanda che ci poniamo tutti, in che misura l'impatto con l'ambiente che il bambino respira, no? Di fatto poi porti verso quella traiettoria, e allora la questione della prevenzione primaria effettivamente diventa non una sfida, ma una missione fondamentale per i servizi. I servizi per le dipendenze, i servizi per la salute mentale si sono molto impegnati nei decenni nell'intervento, nella cura, nella prevenzione secondaria, eventualmente terziaria, no? Nel ridurre le complicanze, nell'intervento sul sintomo quanto si presenta. Forse effettivamente la difficoltà a intervenire precocemente, perché a proposito di rete, e come tu ribadivi, la rete va costruita, va implementata, la rete con tutte le agenzie, tutti i soggetti che di fatto, come dire, sono i veri portatori di interesse, a partire ovviamente dalla famiglia, però alla famiglia bisogna dare degli strumenti, perché le famiglie di cui parliamo, no, sono famiglie che vivono già un disagio alla base, un disagio che poi viene respirato dal bambino, sono già, come dire, il punto di partenza per noi, cioè deve essere il target su cui lavorare. Ecco, queste sono riflessioni, però questa cosa della patoplasticità dei modelli culturali, non so se sei d'accordo, se può essere, come dire, una riflessione condivisibile. Guarda, assolutamente sì. Mi hai dato due spunti di riflessione, non potremmo stare qua, credo, un paio di giorni a parlarne. Il primo esempio che io porto è genitori che intercetto nelle attività formative scolastiche, chiamiamole così, partecipanti, attivi, eccetera, eccetera, e poi per sfortuna incontro in una pizzeria con loro due che messaggiano il bambino davanti all'iPad, perché così almeno già quella roba lì è quella parte monca, credo, nella nostra attività, che oltre al sintomo dovrebbe avere una valutazione epigenetica, come dire, a monte, che non riusciamo a intercettare, perché dal punto di vista culturale
noi abbiamo ancora un grande attrito a entrare in questi sistemi. Sull'aspetto patologico che non ha diciamo così, frontiere, allora la maturazione corticale, oltre ad avere poi il famoso effetto pruning, ci dice che ci sono delle fasce di età che sono biologicamente vulnerabili. L'adolescente ha un completamento del diencefalo, quindi tutta la parte emotiva è pronta a funzionare, la corteccia prefrontale, ciao. Motivo per cui gli adolescenti lunedì ballerina, martedì cardiochirurgo, mercoledì idraulico con una grande naturalezza. Il problema è cosa viene strutturato lì dentro e determina l'adulto e poi quali sono tutte le altre modificazioni culturali che intervengono sull'adulto da quel momento lì in poi. Perché se ci fosse una cristallizzazione congrua, il nostro lavoro di riabilitazione sarebbe finito. Invece c'è una plasticità residua che però deve essere intercettata in un modo più sistematicamente coordinato tra attività lavorative, attività preventive e attività cliniche. Perché, e porto sempre questo esempio, in uno studio fatto in risonanza magnetica funzionale con un mio paziente dipendente da cocaina, drug free da 5 anni, quindi vuol dire tecnicamente reintegrato, bastava fargli vedere una fotografia di un monte con la neve in cima e gli si accendevano tutte le aree legate al legame alla dipendenza, perché la neve con la bamba c'è un correlo semantico molto stretto. Quindi questo paziente è ancora dipendente? La risposta biologica è sì. Cos'è che gli impedisce o lo trattiene dall'utilizzo della sostanza? È che ha trovato dei sistemi vicarianti, quindi nella relazione con la compagna, nella relazione lavorativa, nel conoscere le proprie dinamiche. Tenete conto, rispetto a quello che diceva lui, che c'è uno studio che a me piace tantissimo, dove si parla di un effetto traumatico transgenerazionale, come se i traumi venissero trasmigrati anche all'interno delle generazioni che verranno dopo, che credo che più su base epigenetica sia proprio una percezione emotiva che va a far vedere come il senso di abbandono che io ho provato quando avevo 5 anni e che ho calmierato col gruppo delle cannette fino a 15 anni, quando mi separo da mia moglie, si ripresenta e diventa disfunzionale dal punto di vista patologico senza un limite d'età, è sempre pronto. Quanti casi di depressione tu vedi nella chiusura dell'attività lavorativa perché non si è costruito nient'altro? Abituati a rispondere alle mail H24 perché tanto arrivano sui device, quando chiudo la mia attività lavorativa mi si crea un vuoto enorme con una caduta tremenda, dove molte signore andavano a giocare nelle sale bingo perché diventava un luogo di aggregazione. Quindi, per cercare di dare una forma alla mia risposta, sicuramente c'è un taglio cronologico che ci deve far vedere quali sono quelle fette della nostra crescita sulle quali intervenire precocemente come una prevenzione quasi anticipatoria al quadro sintomatologico. L'aspetto culturale ci crea patologici dagli 0 anni agli 89 anni e lì credo che uno degli agiti che a noi manca, ma io come universitario mi metto in prima responsabilità, è che non siamo più in grado di costruire una cultura. Cioè le agenzie di comunicazione che promuovono attività a sfondo economico sono molto più brave di noi nel comunicare alla popolazione. Questo è un dato di fatto. E a proposito della rete tra servizi e realtà diverse, c'è questa rete? Cioè si sta diffondendo questa cultura o i servizi, gli specialisti faticano ad uscire dalla loro ottica ristretta? Vuoi una risposta politicamente corretta o quello che penso io? Abbiamo appena avuto la risposta. No, io porto sempre questo esempio. Non è una critica a nessuno, ovviamente, perché ci sono delle dinamiche molto complesse nella strutturazione dei servizi. La lettura del fenomeno. Io però porto questo esempio che mi ha fatto sorridere. Tanti anni fa io ho iniziato a Niguarda in neurologia e uno dei primi aspetti neuroscientifici di cui mi sono occupato è la negligenza spaziale unilaterale detta neglect, che è una sintomatologia data da un insulto vascolare parietale destro dove il paziente neglige una parte del proprio spazio.
abbiamo fatto una consensus conference per scrivere le linee guida della presa in carico dei pazienti, quindi tavolata, io ero il signor nessuno, c'era il mio capo davanti, e il neurologo dice è mio, beh è un danno neurologico, quindi la paternità è mia. Lo psichiatra dice no aspetta è mio perché c'è un'alterazione nella rappresentazione, il neuropsicologo dice no è mio perché sbaglia il test del barrage. Il nostro non esisteva. Esatto. Tieni conto anche di questo dato, io faccio parte della Società Italiana di Tossicodipendenze, sono ancora per ora il presidente della sezione Lombardia, facciamo fatica a raccogliere i dati, i servizi sono una miniera d'oro di dati, facciamo fatica, intendo tutti, a condividere i dati, a mettere in relazione realtà diverse, perché c'è l'accademico, l'ospedaliero, il territoriale, il coordinamento. Io credo che ci siano, e queste, voi siete una dimostrazione, tantissimi colleghi volenterosi di condividere, ma non abbiamo gli spazi per farlo, non abbiamo ancora trovato un meccanismo funzionale di condivisione. Quindi la risposta è, la rete per me c'è teoricamente, mancano le connessioni. Ci sono delle domande che ci stanno arrivando anche da casa, è una cosa che ci fa sempre molto piacere, sono su diversi livelli, sia dal punto di vista un po' più clinico che anche dal punto di vista educativo. Per esempio c'è la maestra Claudia da Udine che chiede, ma per quanto riguarda i bambini e la loro creatività, quale dovrebbe essere l'ambiente per il bambino? Quali sono i fattori che stimolano la creatività? Perché prima è stato detto che l'ambiente ricco sviluppa pensieri divergenti e quindi è fonte di salute, ma quali dovrebbero essere le tipologie di stimolo? Ringrazio, le mando dei fiori perché mi permette di parlare di Cesare Cornoldi. A un certo punto esce una pubblicazione dell'Università di Barcellona dove prendono dei bambini e ad alcuni fanno fare delle azioni didattiche specifiche molto evolute e altri gli fanno fare un'altra roba. Forse te la ricordi. Te la ricordi. E l'ascoltiamo di nuovo volentieri. E poi fanno un'analisi di risonanza magnetica funzionale per vedere quanto hanno sviluppato la corteccia prefrontale. I bambini che facevano didattica 10, i bambini che facevano l'altra cosa 100. Pensate per Cesare Cornoldi che ha votato la sua vita alla comprensione dei meccanismi cognitivi, quel dato lì era fantastico e si è chiesto quale sarà questo straordinario modello neuroscientifico. Giocavano all'aria aperta, cioè presi e buttati fuori. Gioco, le relazioni tra i pari, uno spazio protetto nel quale la fantasticheria, il gioco dove dovete inventarvi relazioni. Io sono la principessa, tu sei il principe, tu sei il drago. Già questo crea una rappresentazione immaginifica che viene fortificata dall'esperienza, dal piacere. Pensate ai Lego. Quando io ero bambino, i Lego erano dei mattoncini che dovevi assemblare per costruire qualcosa. Oggi i Lego devi solo assemblarli, fanno tutto da solo. Dov'è la creatività? Quindi per rispondere alla maestra, la creatività è lasciare che i bambini esplorino il mondo senza anticipare le frustrazioni, senza spianare le montagne. Se si sbucciano non succede niente. C'è un dato dell'Associazione Pediatrica Americana che fa vedere i livelli di infezione polmonare nei bambini. Negli ultimi 15 anni hanno avuto un'esposizione del 200%, perché quando io mi sbucciavo le ginocchia, la mia nonna mi sputacchiava sul ginocchio e mi diceva vai. L'iperutilizzo di amuchina, di tutti questi sistemi, non ha fatto altro che impedirci di essere ambientalmente pronti a combattere i batteri. Ed è lo stesso paradigma, cioè lasciare che i bambini esplorino mondi non precostituiti, ma che debbano fare fatica e a volte anche gestire la noia. Nel vuoto si costruiscono idee, se tu riempi con delle idee, le idee non si costruiranno mai. Farsi le ossa anche fuori di metafora, perché anche la fragilità ossea è aumentata moltissimo. Non sanno fare le pirolette. Poi un'altra persona ci dice, lei ha spiegato che la memoria dei comportamenti condiziona anche l'idea che abbiamo di noi stessi, quindi in qualche modo la nostra stessa identità. Ma questa è una domanda proprio dal punto di vista clinico, perché
La domanda è, per curare una dipendenza bisogna quindi anche aiutare la persona in qualche maniera a spogliarsi e rivestirsi di un'identità, cioè si è costruita anche l'identità di me come giocatore, se devo togliermi quella cosa mi resta. Quindi come si fa questo tipo di operazione? Due dati interessanti. Allora, il primo dato a proposito dell'identità è che anche la patologia ti dà un'identità. Okay? E l'esempio che porto è questo: la stimolazione magnetica transcranica ha un ottimo livello di efficacia, ad esempio, sulle depressioni farmacoresistenti. Io ho trattato un paziente depresso da sempre, abbiamo fatto questo tipo di intervento e il suo livello di depressione è diminuito del 65% in 2 settimane di trattamento. Lui è venuto da me e mi ha detto, preoccupato, ma che cosa mi avete fatto? Nel senso che io mi alzo la mattina, stavo un quarto d'ora guardandomi nello specchio con questa faccia qui, non mi riconosco più. Dico che abbiamo fatto un'esagerazione, cioè abbiamo accelerato troppo la diminuzione del sintomo senza costruire parallelamente una nuova identità. Per rispondere a quello delle dipendenze invece c'è un articolo molto bello che dice che le dipendenze sono BAD, Behavior Allocation Disorder, cioè un disordine nell'allocazione del comportamento, e ti dice che quello che noi dobbiamo fare nel trattamento non è solo garantire l'astensione dall'utilizzo, ma costruire una nuova percezione di identità. Noi siamo novelty seeker, cioè andiamo alla ricerca di novità e di piaceri. Costruire la consapevolezza che quel tipo di piacere positivo lo posso ottenere in una cena dopo aver giocato a paddle con degli amici rispetto che da una sniffata di cocaina, non è banale, perché la cocaina è gratis, è immediata, ti dà quell'effetto wow. La relazione con gli amici vuol dire prendere la macchina, uscire, accettare di perdere la sconfitta, quindi riportare i soggetti dipendenti alla comprensione di dove la sostanza è andata a innescare un processo, serve per sganciare, disinnescare quel metodo per introdurre un altro, ad esempio le relazioni sociali. E quindi un lavoro doppio, cioè diminuire una cosa però contemporaneamente coltivarne un'altra. E ancora c'è Lorena da Bergamo che... Mia concittadina. Ecco, infatti. Professore, da quello che ci ha raccontato sull'ambiente, sembra che le politiche di prevenzione per i giovani dovrebbero essere fatte sugli adulti e non sui ragazzi. Le nuove politiche di prevenzione dovrebbero essere dunque fatte per la comunità educante? Stiamo sbagliando tutto? Cioè, si lavora tanto sui ragazzi, a parlare con i ragazzi, ma sul connettoma o sull'ambiente non ci stiamo lavorando. Lorena da Bergamo. Altra risposta politicamente. Cioè, stiamo sbagliando tutto? No. Stiamo abbozzando un intervento sistemico complicato? Sì. Ci stiamo dimenticando delle fette di popolazione importanti come gli adulti? Sì, assolutamente sì, perché poi entriamo anche in un ambito politico-economico, risorse, possibilità. Però sicuramente noi abbiamo commesso, io mi metto come primo colpevole, l'errore per anni nel tentare di educare qualcuno che stava in costruzione senza educare chi accoglieva quel qualcuno fuori dall'ambiente scolastico. Come se la scuola fosse l'unico enclave nel quale entrare per modificare. No, va educata una società. C'è una cosa carina che io ogni tanto dico: l'Islanda è riuscita a ridurre la dipendenza d'alcol negli adolescenti, credo in 8 anni, con un modello meraviglioso. È venuto un collega di cui in questo momento mi sfugge il nome a parlare del metodo islandese perché tutti vorrebbero duplicarlo. Sai come decidono le norme sanitarie in Islanda? Al bar, perché sono una popolazione come quella della Lombardia e i 5 ministeri si trovano al bar e dicono: allora domani avete presenti il sistema Lombardia, Veneto, Piemonte, nella definizione dei LEA, cioè c'è un livello di complessità molto più ampio. Mi fa molto piacere che il Dipartimento delle Politiche Antidroga attualmente abbia sposato un nuovo taglio formativo e informativo che va a favore del connettoma sociale. Per cui la risposta direi: noi dobbiamo educare tutto l'ambiente, modalità diverse e sistemi diversi. Gli adolescenti devono essere educati perché, ripeto, sono una vulnerabilità biologica,
ma quello che dovremmo cominciare a imparare è che il connettoma, cioè l'unione di tutte le risorse, ci permetterà ad ognuno di esercitare la stessa funzione in ambienti diversi. Non, dico un'ultima cosa, non pensare che in ambito accademico siano tutte rose e fiori, ma accademico per me vuol dire anche gli studenti. Da me è venuto, giuro, lo giuro sui miei figli poveri, è venuto un papà che ha accompagnato la figlia dicendomi: professore, ma è possibile che mia figlia abbia dato il suo esame 13 volte senza superarlo? E io ho risposto: ma anche 14, 15, 16, 20. Perché? Perché probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Noi abbiamo questa percezione distorta che tutti devono avere tutto. Non è vero. Per dare tutto a tutti vuol dire appiattire il sistema. Appiattire il sistema vuol dire non dare più senso all'atto educante anche della frustrazione del no. Perché un universitario, il terzo anno di medicina e chirurgia, che si fa accompagnare da un genitore dicendo dai, su. E guardate che purtroppo funziona così, Abbiamo anche ringraziamenti che arrivano dalla rete e quindi li rivolgiamo molto volentieri. Grazie per la semplicità con cui ha esposto, ci vorrebbero più persone come lei. E Irene dice grazie all'ULSEI per rendere gratuiti questi interventi per tutta l'Italia. Ci fa molto piacere ricevere questi feedback perché veramente crediamo nel fatto che queste siano occasioni per fare cultura su queste questioni molto importanti e anche per facilitare la connessione tra servizi, realtà differenti, perché tutti effettivamente possiamo fare una parte se restiamo in rete. Quindi grazie infinite al professor Gabriele Zanardi per essere stato ancora ospite di Cambio Gioco. Grazie al dottor Aldo Gatto che ha fatto le sue considerazioni qui, ha portato il proprio contributo, l'abbiamo apprezzato moltissimo. Grazie a tutte le persone che sono intervenute in presenza e a quelle che continuano a interagire con noi da remoto. Vi ricordiamo naturalmente che il programma di Cambio Gioco non è terminato, lo trovate sempre sul nostro sito www.cambiogiocoulsei.it. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento di questa terza giornata si terrà alle 20:30. Vi abbiamo già informati che per sopraggiunti imprevisti organizzativi il dottor Lavenia non sarà più presente questa sera, scusate, il dottor Novara, mentre sarà presente il dottor Lavenia per l'incontro dal titolo La giusta misura. Quindi vi aspettiamo questa sera e poi per le prossime 2 giornate. ULSEI Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato e vi augura buona continuazione di giornata. Arrivederci.